Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, come avete visto dalla pillola, parleremo di quello che sta avvenendo in questo momento nelle nostre case e che crea un po' di tensione. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Garda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove al lunedì sera alle 20:30 il The Garda con il vostro Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico. Bene, iniziamo un po' questa micro pillola per parlare un po' di quello che sta succedendo in tutte le case, abitazioni, appartamenti e quant'altro degli italiani e anche degli italiani all'estero. Chi praticamente vive da solo magari questi problemi non li ha in modo accentuato, però chiaramente la situazione è un po' pesante. Noi abbiamo visto che magari i primi giorni la cosa era anche divertente, era una cosa nuova, la gente stava in casa con la propria moglie, marito, figli, suoceri, insomma, a dipendenza di ogni ambiente familiare c'erano delle situazioni che all'inizio potevano sembrare anche carine e simpatiche. Poi è chiaro che col tempo ci si friziona un attimino e anche diciamo i mainstream di regime non è che hanno fatto di tutto per tranquillizzare la popolazione. Abbiamo sì certo avuto il settore diciamo quello che riguarda per la salute, compreso i vari dottori e infermieri che erano in trincea sul fronte e hanno arginato bene questa situazione veramente pesante. Però quelli che sono stati a casa senza lavorare, che magari erano abituati a lavorare e magari la loro unione familiare stava proprio in piedi perché non si vedevano tutto il giorno e poi si incontravano solamente la sera o al weekend, la cosa ha cominciato a frizionare. Già avevo fatto delle pillole a riguardo dicendo che finito questa quarantena ci sarebbero state delle evoluzioni in varie famiglie italiane e che in un certo senso quelli che ci avrebbero guadagnato di più in quel periodo lì sarebbero stati sicuramente gli avvocati divorzisti. Quindi è chiaro che questa situazione non aiuta la coppia a crescere per il semplice fatto che si sono rovinate quelle dinamiche che si erano create nel tempo. Però il vostro Marietto vi ha spiegato anche che ci sono dei circuiti nel sito alcapitano.altervista.org proprio per aiutare questo periodo un pochettino claudicante, un pochettino zoppicante, un pochettino fuori corda, un po' stonato, e sono gratuiti, si possono scaricare. E l'importante però, ecco, una cosa che la gente dovrebbe incominciare a fare entrare nel proprio ordine di cose è l'uso della melatonina. In questi casi qui l'uso della melatonina è miracoloso perché prendendola di sera non aiuta solo a dormire, ma aiuta tutto il circolo ormonale a riequilibrarsi e quindi anche magari un attimino i nervi a restare più tranquilli, più soavi, più allineati con diciamo la pace in casa. Quindi il vostro Marietto vi consiglia di prima di tutto scaricare vari brochure gratuiti nel sito capitano.altervisto.org, dove sicuramente troverete degli ebook che parlano e hanno dei circuiti che potrebbero aiutarvi. Poi chiaramente di seguire le pillole di lezioni basic di radiostesia, in cui ci sono alcune pillole che parlano specificamente della coppia e di anche tranquillizzare le persone, aiutarle a tagliare questi legami perniciosi che si sono creati. E poi chiaramente meditazione a stella di Davide, in cui ne ho fatte parecchie che possono aiutare, proprio perché per dirvi che se in questo momento nella vostra abitazione c'è un po' di frizione, c'è un po' di incomprensione, è una cosa normalissima, c'è praticamente in tutte le case, non siete extraterrestri, siete solamente persone che sono state costrette da un giorno all'altro a entrare in questa quarantena e come un film dell'orrore questa quarantena sembra non finire mai. Però il vostro Marietto c'è, la Hildegard c'è, se avete bisogno di un consulto ci siamo. L'importante è ecco che prendiate la vostra melatonina la sera, se non avete la possibilità di acquistarla
materialmente il vostro marietto ha dato il circuito del Moretto, il quale le aveva già regalato nel 2005 l'umanità, quindi basta seguire la pillola del marietto che spiega come utilizzare questo circuito e la cosa dovrebbe darvi un sollievo. Quindi vi ripeto, se avete dei problemi a casa non siete extraterrestri, molti altri ce l'hanno, l'importante è prendere le stampelle giuste per poter superare questo momento. Bene cari amici, il vostro marietto è finito, vi ringrazio di avermi seguito fino a qua, vi chiedo se non avete ancora fatto di iscrivervi al canale del Degare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!